lui ho sapito fatto e Don Gennaro, o marito Donna Sofia che è morto, no? Sì, non si sa come è stato. La gente dice che l'hanno accisa. Una mazzata. Però in tuo quartiere si dice pure un'altra cosa, che sia stata la conseguenza del cattivo presagio di Bianca. Bianca? La fanciulla fantastica. Oh Giovanni, scusate, raccontateci questa storia. Era circa il 1700 e questo palazzo qua fu acquisito dalla famiglia Spinelli, duchi di Laurino. Una bella piccerella che si chiamava Bianca, capello lungo lungo, fu che alla fine vuoi c'è bella. Era orfana, senza mamma e padre, sola e poverella. Ma era rocirindo cuore, con quella voce fino a fine mi aveva capriata, ti incantava e ti adulava, ogni volta che la guardava. A così un bello giorno, o tu che sto palazzo, aperto in mezza via, e dicendo una bucia, rinda a casa sa portaia. Un momento lo bastaia e din tuo cuore si innamoraia. Si incantava ogni volta che la guardava. Io ti passa e essa sempre giù si innamorava. Poi un giorno i capelli della moglie stava a pettinare. O tu che passaia e pure ti salutava. La marchesa rindo specchio, rindo all'ombra lo guardaia. Non dicendo una parola, una bella davantaia. Tutte cose capette e di fuoco si facetta. E muore arriva la piccerella. Appena tu che si niente. Perché la bocca ancora rossa, l'ultima cosa ci ricetta. E guardando il rinda a luce, a così, poi ci parlai. Fammi murare pure viva, ma in allerezza o in grandezza, tu sempre mi virarrai. Fammi murare pure viva, ma in allerezza o in grandezza mi virarrai. Mamma mia, Giovanni, che storia inquietante. Ma io non ci posso credere che la gelosia della marchesa arrivò a tal punto da far morire viva quella povera bambina. Eh sì, la storia così racconta. Quel giorno il duca scese le scale per salutare sua moglie la marchesa, donna Lorenza, che si stava facendo pettinare i capelli dalla creatura che avevano assunto come dama. Ma quella marchesa, crudele, cinica e tiranna, non gli rivolse una sola parola. Allora il duca se ne andò e incrociò con lo sguardo la dolce Bianca, che lo ricambiò con altrettanta dolcezza. E fu questo a far scattare la scintilla della follia e fu murata via. Mamma mia, Giovanni, scusate, ma voi sapete dove sarebbe stata murata? Infatti. Lì. Un mare vicino È così. stata murata lì. Vabbè, si è fatto tardi, devo andare a mangiare. Certamente. Buona serata a tutti. Sì, buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci, ha sparato a ragazzi. Buonasera! Grazie.
Quella sua piazza sopra, c'è un tutto. No, è passata 5 minuti fa, è stata Don Mario. Guarda, è sciolto per te. Quindi fai una cortesia, poi se la lascia a voi, così quando viene ci te la so passare. Sì. Anzi, io mi poi cercare. Non c'è qua! Madonna mia! Che? Che calore! Signore. Mamma mia, Sto proprio... che prego, capo, non siete. Mamma mia, non mi sento bene. No. Signore, fa caldo, ma io non sto lavorando, non lo sento. Ma io non mi sento bene. Sì, non Giovane, siete. non ce ne andiamo noi, Carmenello. Ciao, arrivederci. Come invitato a casa, non c'è Bene. Condizione da parte, meglio. Guarda, stavo dicendo, lo faccio questa cortesia. Le buste lascia voi. Ma che è stato? Abbiamo fatto bene andare in chiesa. Sta proprio nel fuso, sai come no che ce l'ha Poi mai si fa nel fuso. Ciao. Io faccio il busto dietro per questi cose, prima. Sta mai asciutta. Buonasera, signorina Natascia. Hai visto oggi? E che giornata è? Guarda là. Oh sì, veramente. Mamma mia. Infatti voglio andare sopra a cambiare e mettere il vestito più colorato, perché questa gonna nera non andare bene per un tempo così bene. No. Poi prima camminando si è incastrata gonna in porta Oh, peccato. e si è rotta, guarda. Oggi fa caldo, fa molto caldo. Te ragione, signorina Titina. No, lasciamo stare, cosa mia. Doni. Oh, non mai! Se la Sofia a voi cerca! Tenga il busto della spesa, ma cacciala pure! Comincia a parlarle sopra, vai che devo finire di parlare con Don Mario. Sì, vai, sì, vai, dimmi il vai. posto, dimmi che sto buttando, Tony, Tony, ma roba! Vai, la signora Sofia sta che là da scala. Dove ti dirigi? Ma c'è chi sta? Donna Sofia, sentite, comunque io vi devo parlare. Io credo che questo clima di tensione che si è venuto a creare in questo quartiere non faccia bene a nessuno. Io lo vedo che voi siete agitata quando c'è Donna Rachele, ma pure quando ci stanno gli altri. Non siete mai serena e poi naturalmente la notte ci sono problemi. Padre, state dicendo che sono pazza? Non mi permetterei mai, Donna Sofia, per carità. Io ho parlato di nervosismo, diverso. Padre, io quella voce la sento veramente, non solo fantasie che mi vado inventando, è chiaro. La gente non parla perché si mette paura, è chiaro. Donna Sofia, ci sarà sempre paura, di tutto e di tutti ci sarà sempre paura. Vi ricordate che ho detto domenica scorsa nell'omelia, Che la gente ha paura di tutto, perché la verità è che ha paura di se stessa per prima cosa. Buona giornata, su Donna Sofia. Arrivederci, Ragionate. padre. Ui, vicini, ma te stai sempre là e torni anche la chiesa. Già, a volte ci penso anche io, però che la sentiva mamma se non l'aiutavo. Il vero problema è che si dovrebbero tutti rinnovare. Sono ancora una banda di retrogradi che credono ancora nelle regole del Medioevo. E tu non sei d'accordo, è vero? No. Ma come? Ma sei impazzito, che scherzi? È un ragazzo pieno di complessi che ci hanno buttato là dentro a furia di parlare di castità e di amore puro. Io ho bisogno di avere un uomo vicino, un vero uomo. La pensi anche Roberto? Però magari questa conversazione continuiamola da un'altra parte, perché sai come va a finire che la gente ci vede e poi... E poi, ma poi, giocavi, mi vas a prendere la mezzo. Ma sei tu? Ma sei impazzita a vedermi da dietro così? Quasi mi facevi mettere paura. Scusami, era solo una carezza. Oggi visto castigo solo tu e pensavo che volevi compagnia. No, grazie. Già te l'ho detto, sono molto stanco, ho ancora molte pagine da studiare. E poi questi modi teniteli per te, che io non l'ho mai permessi a nessuno. Scusa, non pensavo. Non pensare. Vabbè, Robè. Ora me ne vado, in questo posto quando si fa tardi. Ma fa sempre... Aspetta, mamma, aspetta. Fammi aspettare 2 minuti che ho fanno male le scale, sto stanca.
Mamma, Che è, mamma, dici? Ho un sacco di fame. I peperesi, spaghetti aglio e olio con il peperoncino. Quelli belli, forti forti. Bella Pasqualina, ma quanti botte da giarisce che ti fanno male? Specialmente se li faccio con il forte. Poi mattina roba, stai 3 ore in bagno, che dalla mente che ti brucia tutte cose. Ma quello è colpa di tuo padre che ti ha imparato così. Ma poi siete nata cosa? Ma com'è che tieni tutta sta fame? Non si state dato a Luigi in pizzeria, no? Sì, ma non mi ha fatto mangiare niente perché è stato cattivo. E mi pare strano, che lei sembra così buono con te. Che combinate, sentimma? E andavo in pizzeria con le maschere e li spaventavo tutti. Gesù, pure là! Ma quella è una pizzeria rinomata e tu ci fai fare queste figure con i clienti. Dici la verità, si chiude vicino ai turisti. Sì, ma quelli sono tutti scemi. Ma come devo fare con te? Poi, vicino ai turisti specialmente, i capo se ne vanno via da Napoli portando la mala nominata. E poi a Don Luigi, che è sempre tanto gentile con te, ti fa mangiare la pizza gratis tutti i giorni. Tu queste cose non le devi fare. E io te lo volessi pure a preparare i spaghetti per le mamma. Ma non mi è rimasto manco un filo roglio. Oh, bello Pasqualino, come stai oggi? Ti vedo dispiaciuto. Che è successo? Bene, racconta alla signorina Natascia quello che hai combinato. Cosa hai fatto Pasqualino? No, glielo racconto io. È stato da Don Luigi in pizzeria, io con la maschera faccio spaventare i turisti e se la cacciata e non c'era la pizza. Il modello fame, mi ha chiesto gli spaghetti a euro. Ma signorina Natascia, questo mese i soldi a stento sono bastati per pagare l'affitto a donna Sofia. Mi dispiace tanto, donna Rachele. Non dovete preoccupare. Vieni, Pasqualino, te lo do io olio. No, ma veramente, sono mortificata, signorina Non ti Natascia. preoccupare. Grazie. E vai, Vieni, vai, Pasquali, però non combina nessuna toaia, ma raccomando. guarda che meno male, state pure col caffè. Perché che è stato? No, niente. Solo che da un po' di tempo a questa parte, questo posto mi fa sempre più paura quando viene la sera. Specialmente la roba che l'ha raccontato un Giovanni. E perché? Che vai a raccontare? Ma com'è? Il fatto di Bianca, la fanciulla che appare prima delle disgrazie. E scommetti che è uscito per mezzo donna Sofia, è vero? Sì. Ma perché voi non ci credete che sia apparsa prima a lei della morte del marito, no? Pensate che è solo una leggenda? Guaglio, ma tu ci credi? Che proprio no! No, è una raga che mi faccio venire l'angoscia così, mamma mia. Ma voi perciò ha chiamata Marchesi, va vero? Fui che la marchesa, senza cuore, chi ne invidia e gelosia, che murai viva piccerella, e che la creatura prima morì la ricetta, che se pure l'avesse murato viva, e esso stesso fosse continuato a se favorire. La leggenda dice così. E allora si donna Sofia dice che l'ha vista prima che è morto marito. Poi dice che è come che la marchesa, perciò l'ha vista che la notte, e perciò continua a lavorare. Guarda che a me mi pare che ci mettete non so che di ironia quando raccontate questa storia, come se la verità fosse un'altra e che voi non ci credete. Vabbè, essendo un'altra cosa, ma non si sciuto più. Io prima da visto in chiesa che parlava con Don Mario, teneva una faccia tutta tormentata, a stiende riceve 2 parole che bocca. Che re, Roberto della tenata votopara. Guarda che mi sono innamorato. Ti sei innamorato? E com'è che è successo? Che un bello giorno l'hai visto molto bellella e ti sei innamorato. E esse perché se tengono diritto e ti tratta come una pezza ogni volta che ti vede, senza rispetto? Oh, ma raga, ma non è proprio così. Che la Roberta è una brava guagliona. Non si vuole fare avvicinare da nessuno. Te ne ha paura. Che la pure per questo mi piace. Oh, vero? Ma tu veramente ti vuoi raccontare sta bucina? Guaglione, araba l'occhio, specialmente chi le la coscienza. Tu sai buona che quella non è quello che pensi tu. Infatti è sempre lo stesso per tutto quanto. La verità sta sempre a un'altra parte, ma noi preferiamo non avere, perché ci fa male. Mamma, che la signora Natascia mi ha dato l'olio. Meno male, l'olio, ma andiamo e ti preparo gli spaghetti, Ah, stasera spaghetti, Pasqualini, è brava, Sì, brava. però mi raccomando, non devi fare molli, devi fare belli ardenti. Tosti come li faceva papà. Certo, come noi, a mangiare Pasqualini. E quando
Sandri. Grazie. Sospiri, piano piano e senza far rumore, lento e senza far paura, sente che mo s'avvicina, forse sia ancora tu. Sospiri, in d'oscuro come un mistero, miezza e fronte a questa dor, mentre in cielo sai la luna mi porta addosso stai tu. Sospira, comincia senza raro no, dolce traseri in tuo cuore, a poco ma veleno e poi non posso niente più. Sospira, picciofo che sai in cielo che sta amore, sto vento che si fa più forte ancora, o fuoco tra s'inviete e si scatena e poi non c'è niente più. Sospira, porta file voce rindo scura, a me hanno scusa un pensiero, si fa sempre più vicino, forse si proprio tu. Sospira e non viene che tra calore, in dall'occhio e l'olore, cuore una canzone, mo sacci che sei tu. Sospira, arrevo dell'onde che sto mare, tra sembiette sta passione, a poco ma rovina e io non sacci niente più. Sospira, picciofo che sai in cielo che sta amore, sto vento che si fa più forte ancora, o fuoco tra sembiette e si scatena e poi non c'è niente più.